Le ricette con i peperoni sono infinite e variegate, che siano peperoni gialli, rossi o verdi. Il gusto che riescono a regalare alla pietanza che li vede protagonisti è unico ed invitante. E Valentina dell'associazione Vivo in Sicilia, per dare un colore vivo che rispecchi il gusto forte e tenace di questo antipasto, contorno o volendo anche secondo piatto, utilizzerà il peperone rosso. Ed oggi preparerà la ricetta dei peperoni ammollicati, un piatto molto amato in Sicilia. Preparati in padella o al forno, prevedono l'accostamento di ortaggi al pangrattato, alla cipolla, alla frutta secca come mandorle e pinoli e ad ingredienti in grado di donare sapidità e profumo come le olive, i capperi e l'origano. È pur vero però che ogni città varia anche l'uso degli ingredienti. Ma vediamo cosa occorre per preparare la nostra versione dei peperoni ammollicati. Per 6 persone gli ingredienti sono 4 peperoni, 8 pomodorini, una cipolla, olive nere a piacere, un cucchiaio di capperi, 15 g di pinoli, 50 g di pangrattato, sale e olio d'oliva. Ma come si preparano i peperoni ammollicati al forno? Lavate i peperoni, tagliateli in 2 nel senso della lunghezza ed eliminate il picciolo. Togliete anche i semi interni e le parti bianche, dunque ricavate listarelle larghe circa 2 cm. Dopodiché lavate e tagliate a pezzi i pomodorini e a fettine la cipolla. Adesso potete disporre tutto all'interno di una teglia o di una pirofila capiente. Trasferite i peperoni, i pomodori e la cipolla, aggiustate con sale e poi condite con olio d'oliva. Mescolate bene, allargate di nuovo e poi unite il resto degli ingredienti sparpagliandoli, i capperi salati precedentemente sciacquati e un po' di olive nere e anche i pinoli. Dopodiché non resta che mettere in forno con la modalità ventilata, impostate la temperatura a 180 gradi e lasciate cuocere per circa 20 minuti. Trascorso questo tempo i peperoni saranno già abbastanza morbidi. Riprendete la teglia e cospargete con qualche manciata di pangrattato. Mescolate in modo che la mollica secca possa assorbire e asciugare i liquami di cottura dei peperoni. Poi ancora una spolverizzata di pangrattato in superficie e di nuovo in forno per altri 10 minuti, o fino poi al completamento della cottura. E il vostro piatto è pronto da servire. E come dicevamo può essere un antipasto sfizioso, un contorno o perché no, un secondo ben saporito da preparare in anticipo e poi gustare freddo. Ringraziamo Valentina dell'associazione Vivo in Sicilia per questa gustosissima ricetta.